Amici, buongiorno, consueto appuntamento con la nostra rassegna stampa, oggi 7 gennaio 2021, come sempre ringraziamo Promozione Italia che ci permette di andare in onda e di fare questo servizio e ringraziamo oggi il nostro sponsor di giornata che è Ottica Moderna a Taglio di Po. Cominciamo subito con, anche oggi con il Gazzettino che è il nostro giornale di riferimento, prima pagina del Gazzettino. Una follia riaprire le scuole. Ricciardi, il consulente del ministro Speranza, dice con 20.000 contagi al giorno non ha alcun senso appunto riaprire le scuole. Scelte coraggiose o i positivi cresceranno ancora. Vaccinazioni, ne servono 20 milioni entro l'estate. Poi c'è una notizia, naturalmente le notizie della giornata, USA nel caos, Trump aizza i suoi seguaci, sparatorie e feriti. Stati Uniti assalta il Congresso nel giorno della proclamazione di Biden e dopo che i democratici vincono in Georgia e ottengono anche la guida del Senato, scoppia la rivolta durante la protesta del popolo di Trump, che aizza i contestatori, però ricordiamo che purtroppo ci sono stati 4 morti, almeno dalle ultime notizie. Andiamo sempre sul nord-est, sempre sul Gazzettino di oggi giovedì. I ritardi nella prevenzione, vaccini, acceleriamo, sia quello di Moderna, ma l'Italia poche dosi. Ricordiamo che è stato liberalizzato, cioè è andato il permesso anche di somministrare il vaccino di Moderna, che tra l'altro ha meno controindicazioni, ma soprattutto meno controindicazioni per quanto riguarda lo stoccaggio. Il governo invia alle regioni primi 1.500 operatori aggiuntivi per somministrarlo, accordo con i medici di famiglia e con i pediatri per eseguire profilassi in studio. Poi c'è una nota dell'associazione della Federazione dei Medici di Medicina Generale che giustamente dicono non possono vaccinare i pazienti se, visto che c'è questa richiesta di far somministrare il vaccino dai medici di famiglia, e questa è la critica mossa dai medici di base e portata avanti appunto dal segretario generale della Federazione dei Medici di Medicina Generale, Silvestro Scotti. Poi, siccome non ci facciamo mancare niente anche per quanto riguarda gli errori, Arcuri ha inviato le siringhe sbagliate e i governatori le cercano in farmacia. In ogni caso, comprati 1,5 miliardi di dispositivi o di siringhe, ma dal Piemonte al Molise arrivano forniture non adatte o incomplete. Ricordiamo che 1,5 miliardi di dispositivi sicuramente sono cifre da capogiro e in questo momento non ci possiamo permettere di sprecare assolutamente neanche una lira, anzi neanche un euro. Ecco, poi c'è questa idea di fare somministrazioni diverse a seconda della fascia d'età. Pfizer agli anziani, Oxford, quindi il vaccino di AstraZeneca, agli under 55. Però nessuno può scegliersi la profilassi. L'ipotesi di riservare quello di AstraZeneca agli under 55 solo per loro, infatti l'efficacia è provata al 90%. Andiamo sempre sul discorso Covid, emergenza e scuola, proteste contro lo stop, ma il rientro potrebbe slittare. Da oggi, in particolar modo in Polesine, in classe gli alunni di elementari e medie superiori, gli studenti di sinistra scendono in piazza. Non è escluso che la regione proroghi la chiusura oltre il 31 gennaio, dipenderà dal quadro sanitario. Altra notizia, naturalmente Covid centrica, nord-est cala il contagio ma si profila l'arancione, infatti i numeri sono che abbiamo un indice di contagio al 0,97% in Veneto nell'ultima settimana, al 0,91% l'RT conteggiato in Friuli Venezia Giulia nell'arco di 7 giorni e il 37% il tasso di occupazione delle terapie intensive negli ospedali veneti. Siccome sentiamo parlare di questo indice RT, che appunto adesso in Veneto è 0,97, proviamo a spiegare che cos'è. L'indice di contagio RT misura la capacità di riproduzione di una malattia infettiva. Il parametro cambia nel corso del tempo perché tiene conto delle misure di contrasto adottate. Un valore di circa 2 indica che una persona infetta può contagiarne altre 2. Quindi un valore 0,97 vuol dire che una persona contagiata può contagiare più o meno un'altra persona. Con le nuove regole la zona arancione scatta già a 1, mentre quella rossa parte da 1,25. Andiamo nella pagina locale, appunto il Gazzettino nella pagina di Rovigo, appunto di oggi giovedì 7 gennaio 2021. Primo titolo sulla prima pagina: vaccini pronti palasport e teatri. I sindaci al lavoro per reperire spazi adeguati alla campagna di immunizzazione che già a febbraio scatterà per gli over 80.
centri sociali, sale civiche, ma anche tende allestite dalla protezione civile, presto un vertice tra amministratori e USL. Sempre sulla prima pagina, è una notizia abbastanza interessante e abbastanza importante, Chagall batte il virus grazie al ZEB. Sappiamo che musei, mostre e altre cose sono chiuse per Covid, però nonostante l'emergenza sanitaria, la mostra su Chagall ha puntato tutto sui social e ci sono stati dei numeri importanti per quanto riguarda questa mostra, che veramente è interessantissima, e noi speriamo di poterla visitare quanto prima, e quanto prima potremo muoversi liberamente. E un'altra idea importante, visto che stiamo parlando di emergenza, ma non solo, ma che tante persone sono in difficoltà economiche, hanno inventato in particolar modo a Castelnuovo Bariano, un gruppo vincenziano, il farmaco sospeso. I cittadini possono recarsi alla farmacia Prandini e alla parafarmacia Salute più Store e comprare un buono medicinale per sostenere le persone provate dall'emergenza coronavirus. Il buono viene timbrato dal farmacista e poi ritirato dai volontari del gruppo locale. In primo piano, coronavirus, la scuola, pronti al ritorno 15.000 studenti dall'asilo alle medie. L'allarme della Federazione delle Scuole dell'Infanzia: servono più fondi. Le spese di sanificazione, infatti, assorbono un quinto del bilancio in soli 4 mesi. C'è una bella notizia che l'Ora del Bradipo, l'associazione che gestisce la comunità Il Diamante, con progetti per i disabili. L'eredità di Areggi prosegue con Abilo insieme ai disabili. Abilo si propone di affrontare sfide sui diritti, l'autonomia e il futuro delle persone con disabilità, dei loro familiari e della comunità in cui vivono. Vorremmo creare un ambiente dove le persone con disabilità possano godere del diritto alla vita adulta autonoma, che naturalmente è anche legato al tema del dopo di noi. Adria, via i Fontanazzi dall'Argine del Po, in partenza il lavoro dell'AIPO a Cavanella per una spesa di 2 milioni di euro, attesi invece per gli interventi a Mazzorno. A valle dell'Elettrodo di Terna è prevista la realizzazione di un diaframma di 30 metri e l'impermeabilizzazione della scarpata. Per chi non sapesse cos'è un fontanazzo, prendiamo da Wikipedia. Fontanazzo è un termine usato in idrologia per indicare una sorgente che si forma per infiltrazione dell'acqua sul lato esterno di un argine durante la piena di un fiume. I fontanazzi mettono a rischio la stabilità degli argini in lunghi corsi d'acqua in quanto favoriscono una rapida erosione del terreno costituente e sottostante l'argine stesso. I fontanazzi sono combattuti mediante la posa di sacchi di sabbia attorno al foro in modo da formare una coronella. Notizia sul Delta: spiagge devastate, fondi suddivisi. La mareggiata del 2019 aveva eroso migliaia di metri cubi di arenile e con le risorse stanziate potranno partire i lavori. Il comune è risultato assegnatario di 1,3 milioni di euro, il comune di Portotolle. A Barricate e Boccasette andranno 180.000 euro ciascuno. C'è una buona notizia da Badia Polesine. Dall'ITIS al CERN di Ginevra, Matteo Quaglio ce l'ha fatta. Lo studente del primo Levi ha seguito un anno di formazione nel polo scientifico appunto di Ginevra, è iscritto a ingegneria a Padova, ha scelto l'opportunità continentale per migliorarsi. Nella foto il giovane badiese Matteo Quaglio, che ha lavorato e studiato per un anno nel famoso laboratorio ginevrino. Complimenti Matteo. Andiamo sullo sport. La Triese fa l'impresa avendo vinto in casa contro il Belluno 2-1. I Granata si impongono sul Belluno in una gara segnata da ben 3 espulsioni tra le file locali. Segnano Bonetto, Beltrame che centra pure un palo, polemiche per la direzione arbitrale. Per finire, la prima pagina della Voce di Rovigo, in prima pagina coronavirus, il Veneto rischia di finire in fascia arancione, nuove restrizioni in arrivo, la roulette russa dei colori. E poi, naturalmente, come abbiamo detto prima, i complimenti alla persona che ha vinto 250.000 euro di Cavarzere alla Lotteria Italia. Mentre il resto del Caudino di Rovigo, Portotolle, l'ULS spiega perché mezzo comune senza medico non si trovano sostituti. Portotolle dal 1 gennaio la metà della popolazione si ritrova senza medico di base. Ieri c'è stata anche la Befana online di Adria, interessante. Noi finiamo la puntata appunto con un saluto da parte del sindaco Omar Barberato con la Befana adriese. Da Leandro Maggi, come sempre, è un piacere stare con voi. Ciao ciao! Allora, grazie signor Sindaco delle sue parole. Poi grazie a Bissoletta che naturalmente dopo si magna. E allora, senta Sindaco, siccome questo anno il Brusareccia ne potremo farlo, però mi pare che mi possa rinunciare a augurare un bel anno nuovo ai nostri adriesi benedetti dal Signore che ne è tanto bisogno. Ecco, allora, ne potremo fare il Brusareccia, però
Però, adriesi carissimi, con tutto il cuore che il 2021 sia un anno veramente di prosperità, di unità e di benessere, sindaco. Sì, auguri a tutti! auguri.